Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Si prevede la presenza di oltre 50.000 persone ai funerali di Natuzza Evolo, la mistica di Paravati, frazione di Mileto, deceduta domenica scorsa. La questura ha predisposto un piano di emergenza per fronteggiare l'innumerevole partecipazione di persone che stanno giungendo presso la cappella della fondazione, dove è stata allestita la camera ardente. Maxi operazione anti-'ndrangheta della DIA di Milano. I carabinieri e la Guardia di Finanza hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 50 perquisizioni nei confronti di 48 persone indagate perché ritenute affiliate a un'associazione per delinquere di stampo mafioso. L'operazione riguarderebbe le cosche dei Barbaro e Papalia di Platina e Reggino, colpite in queste ore anche da un sequestro di beni per circa 5 milioni di euro. I carabinieri di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro a Domenico Crea, 58enne di Melito Portosalvo, ex consigliere regionale della Calabria, e dei familiari. L'attività investigativa parte dall'omicidio di Francesco Fortunio nel 2005 e ha consentito di evidenziare l'operatività di un'associazione di tipo mafioso finalizzata al controllo elettorale e alla gestione amministrativa del comparto della sanità e di diversi reati nella gestione della clinica privata Villa Ania. Corruzione di minore, questa è l'accusa rivolta dai carabinieri di Serra San Bruno a Luigino Pisani, 45enne autista di scuolabus, sorpreso seminudo in auto con un tredicenne. Nel corso della perquisizione poi l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 e alcuni proiettili. Ieri mattina il giudice ha confermato per Pisani gli arresti domiciliari. Nell'arsenale trovato ieri a Rosarno dalla polizia di Gioia Tauro, il lanciarazzi sequestrato è una potente arma da guerra monouso, generalmente impiegata per distruggere mezzi corazzati o bunker. Il rinvenimento è avvenuto nell'abitazione di Salvatore Bonfiglio, 34 anni, di Taurianova, attualmente irreperibile. La moglie, Antonia Mileto, 27 anni, è agli arresti domiciliari, essendo madre di figlie minori, mentre il marito è attivamente ricercato. La passione per il calcio ha tradito Gianni Spada, 35enne di Grottaglie, ma residente a Ciro Marina. L'uomo, sorvegliato speciale, è stato sorpreso dai carabinieri allo stadio comunale mentre stava assistendo alla partita del Cremissa, senza autorizzazione, ed è stato fermato per violazione degli obblighi di legge a cui era sottoposto dallo scorso giugno. Ieri il giudice ha confermato gli arresti domiciliari per l'uomo. Il mistero della nave dei veleni assume ogni giorno di più tinte ancora più fosche di quanto i calabresi avrebbero potuto immaginare. È concreta la sensazione che il caso Cetraro non sia per nulla chiuso. Ad affermarlo il consigliere regionale dell'IDV, Maurizio Feraudo, in merito ai dubbi e alle incongruenze che sarebbero emerse dalla versione fornita dal governo. Il consigliere Feraudo invita le istituzioni a non seppellire la vicenda con troppa fretta ed a pretendere una verità certa. Rischia di tramutarsi in psicosi l'allarmismo scatenatosi intorno all'influenza suina, nonostante i medici assicurano che sia una forma molto più blanda rispetto a quella stagionale. A Crotone ci sono 4 casi accertati, un nucleo familiare mandato però subito a casa a curarsi, 2 invece i casi più gravi a Catanzaro. Nessuna preoccupazione per il numero dei vaccini che assicurano le autorità sanitarie basteranno per tutti.